Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia che apriamo con nuovi aggiornamenti che arrivano sulla rissa scoppiata in una discoteca di Carini alcuni giorni fa. Il 18enne che ha sparato in aria alcuni colpi di pistola nel locale è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma. Durante l'interrogatorio di garanzia il giovane avrebbe raccontato di aver trovato casualmente la pistola e di aver sparato i colpi nel tentativo di fermare la rissa avvenuta all'interno della discoteca. L'ipotesi però non ha convinto il magistrato, che ha deciso di convalidare il fermo del ragazzo e ha disposto la misura cautelare in carcere. Il decreto sicurezza votato dal Consiglio dei Ministri riduce drasticamente le possibilità di salvare vite in mare, limitando l'operatività delle navi umanitarie e moltiplicando i costi dei soccorsi per tutte le ONG. Così Emergency commenta le disposizioni contenute nel decreto sicurezza sulle misure del soccorso in mare. Il 2022 si chiude con delle cifre drammatiche: quasi 1400 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale soltanto quest'anno. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza in diverse province della Sicilia. Lo stato di emergenza era già stato dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in diversi giorni di ottobre e novembre dell'anno scorso nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. È in chiusura il Covid. Nella settimana dal 19 al 25 dicembre si registra un calo delle nuove infezioni in Sicilia. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Caltanissetta. Sono i dati comunicati dal DASOE. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano invece quelle tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e tra gli over 90. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.